raga, tutti del comandante veneziano, Fioi, American Airlines Arena, gara 3, 1-1. Fioi ha messo il volume, no, al minimo di più. Fioi non può non sentirsi stavolta. Siamo sempre a livello superstar, teniamo a livello difficile e rischiamola. Vai, come subito. Yes! L'abbiamo persa noi purtroppo la gara, potevamo essere sul 2-0, quindi il livello di difficoltà non c'entra niente. Adesso devo marcare, come avete detto voi, non posso più pensare ai rimbalzi. Adesso saranno tutte tiratissime, ma speriamo bene. Adesso posso pensare molto meno alle statistiche. In regular season sicuramente sì, ma non in finale di conference. Bravissimo il Kume Veredeng. Il Kume. Ma stavo passando. Non ci voglio credere. Fei. Questa proprio non l'ho capita, sinceramente. Fallo anche di veneziano, vabbè. In un secondo, in 10 secondi è successo di tutto. Ho perso una palla che non ho capito e ho fatto un fallo che non ho fatto, perché non è che sia successo niente, non lo so. Vabbè, il Kume è un po' incazzoso in questi primi minuti di gioco. Dalla Vedova. LeBron torna nella sua Miami, dove ha vinto 2 titoli NBA. Sul Kume marca. Ha sbagliato dalla Vedova. Attenzione il Kume contro della Vedova. Il Kume ci prova, ha sbagliato. Mamma mia, sei dura. LeBron dalla Vedova. C'è della Vedova. LeBron spacca tutto LeBron. Interferenza a canestro. Vai, qua è duro il pick and Kume. Attenzione, sfrutta il Kume il blocco. E nient'altro errore. Ma che sboccio però, Fioi. Ma che sfiga però. Defense. Aia. E ancora sbaglia. Meno male che della Vedova sta sbagliando. Attenzione il Kume. Il Kume vede benissimo. Deng. Primo assist in the game. Bravissimo Kume. Dai, questo livello è quello reale, c'è poco da fare. Questo è il nostro livello di gioco. Spero che sarà dura adesso, sarà dura. Attenzione LeBron, il prescelto. Mamma mia cosa ha fatto LeBron, ragazzi. Cosa ha fatto LeBron James, dai Kume. Chiaramente Cleveland è favorita anche perché è arrivata prima nella Eastern Conference. Brutto errore qua, brutto errore di Miami. Spero che non sia troppo basso, adesso il volume non so più cosa fare. Love. Mamma che azione. Della Vedova sta sbagliando tutto. Vai Kume. Bravo. Bosch. Bravissimo Chris Bosch. Buono. Dai Fioi, senza paura. Attenzione della Vedova ancora all'angolo, stavolta non può sbagliarla, però qua hanno dormito i miei, però. Della Vedova ha punito al quarto tiro. Bosch. Come stramarcato. Buon giro palla, ma no, Deng. Vai, il Kume vuole rispondere alla grande. Sbaglia veneziano. Non siamo partiti bene, purtroppo, Eccola là, Cleveland mette altri 2 punti, 9-6. Ragionamos. Ancora che la perdo però, ma Dio Cristo però, mamma mia Fioi, se questa è la partenza sono dolori, non posso più fare questo gioco. Sì, però perché i miei sbagliano, però io posso fare anche errori, ma no che mi sbagliano anche i miei compagni, però, perché se no non ha senso. Adesso lo mettono tutto, chiaramente.
Stanno mettendo tutto, questo è l'errore, però che non è possibile che i miei sbagliano, se io posso sbagliare io, e va bene, va il Kume qua, si butta. Bravo Kume. Dai, dai. Dai, cerchiamo di non dobbiamo perdere un Finisce il primo tempo, 51 Cleveland, 60 Miami. Abbiamo recuperato bene. Ecco, mettiamo il risultato parziale dell'intervallo così per far capire che la partita dopo l'inizio disastroso è andata molto meglio. Abbiamo delle statistiche molto positive, insomma 12 punti e 6 assist e un rimbalzo, quindi siamo migliorati e niente, adesso ci ribecchiamo per il quarto. Ragazzi, delirio all'American Airlines Arena! 105-91, 24 punti, 13 assist, signori, Anche a livello superstar, doppia e score incredibile. Fioi. Il Kume c'è. Il Kume c'è, ma non dobbiamo stare attenti perché anche in gara 2 avevamo un bel vantaggio all'ultimo quarto e poi abbiamo perso negli ultimi 5 minuti. Vai Kume, ragiona. Non possiamo fallirla questa, non ottenere il fattore minchia. Eccola, ma perché quando registro sbaglio, Dio Cristo? Ma perché? Ma vaffanculo, va, Dio Cristo. Mamma mia che nervi. Brava, madonna cosa ha fatto qua. Vabbè, non ho parole. 14 assist comunque, 24 punti. Questa è la dimostrazione che il Kume c'è anche a livello substar. Occhio. Qua c'è il fallo di Whiteside. Primo libero dalla linea della carità, il porco. Il primo. Lo mette. Secondo. Mogzlov. 2 su 2 per la merdaccia. Avevamo un bel vantaggio, dai. Per piacere, per piacere. Ho messo anche 2 triple. Calma, calma, non voglio. Vai Kume in faccia. Una merda. Niente, non va. Vabbè. 45 del campo. Ti prego, mettila almeno uno. Bravissimo. Bravissimo, uno intanto messo. Vediamo se riusciamo a fare il 2 su 2 come indiano. Very good. Dai, cazzo, è importante andare sul 2 a 1. Merda, merda. Non possiamo fare sti errori. Non possiamo regalare sti punti così velocemente. Deve correre il tempo, che cacchio. Il Kume si intrufola. Bravissimo. Bravissimo. Che schiaccione di veneziano. Che schiaccione del Kume. Dopo ragazzi, finita la partita, non taglio niente, così faccio vedere anche il livello di difficoltà che non si sa mai, che magari qualcuno può sospettare, perché onestamente anche io non pensavo di fare uno score così, ma adesso ecco, della vedova adesso comincia a fare i punti, è incredibile, gli ultimi 4 minuti è così. Beh. Va bene. Bravo Bosch. No, Bosch. Calma Bosch. Il Kume lo prende. Fallo sul Kume. Mi arriva anche il rimbalzo. Chiaramente le triple doppie diventano impensabili. Però siamo comunque 4 rimbalzi contro Cleveland, finale di conference, vuol dire che comunque in regular season possiamo far bene, insomma, dai. Adesso sono tutte partite tiratissime, ragazzi, anche se sto vincendo di 13, loro possono sempre fare 1000 punti in un secondo. Bravo Kume, bravo. Ecco là, 7 palle perse, ecco, le palle perse sono aumentate a dismisura, fioi. Per tenere palla, per perdere tempo, faccio queste stronzate. Attenzione, LeBron è cattivo, LeBron non sbaglia niente il porco. Noi stiamo giocando a livelli veramente incredibili, tanti assist per il Kume. Il pick and Kume ormai è fatto scuola. Dai, sfruttiamo, sono queste le cagate di Cleveland, che quando è in svantaggio vanno tutti in avanti e mi perdono. 30 punti, 14 assist, 5 rimbalzi. Purtroppo ci sono anche 7 palle perse, vabbè, quello è un piccolo dettaglio. LeBron fa tutto da solo. Ok. E qua che si vede che il livello è difficile, che LeBron quando vuole fare tutto da solo segna.
Attenzione, Wade non sta benissimo. Bravi ragazzi, dai. Gestiamo sta pallona. Vai Kuma in faccia. Peccato. 2 minuti, non possiamo fallire questo risultato. Non possiamo fallirlo. Attenzione. Bravissimo. Come fai i rimbalzi adesso? È pazzesco. In 1 minuto ha fatto 3 rimbalzi. Dai, come gestiscila. Dai, che è nostra, dai, che è nostra. Gara 3. Bravi, bravissimi. Così, e se lo mettiamo è fatto! Grandi, raga, grandissimi, raga. Grandissimi, raga. Possiamo vincere anche a questo livello. Vareja, ciao. LeBron, beh, LeBron ha fatto 40 punti, penso, LeBron scatenato. Wade che è un po' acciaccato, Wade, cioè non è più un giovanotto Wade. Deng. E il Kuma è anche no, signori, il Kuma è impazzito comunque. Mamma mia, rischiamo la tripla doppia. 7 rimbalzi, 4 rimbalzi sto quarto. James se fa questo. Mamma mia, ragazzi. Dai che è nostra, grandissima vittoria, Beppe. Ho messo l'audio al minimo, sì, ancora l'audio non va. Cioè l'ho messo a 5. Era a 10 prima, Miami va sul 2-1. Miami va sul 2-1. Cosa ha fatto il bene? Guarda quanti tifosi, mamma mia. Is a blowjob, blowjob. Il Kuma ama i blowjob, vabbè, la mette, ma non ha più importanza ormai. La 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 la. Attenzione il Kuma con la palla in mano. Miami va sul 2-1. Alla prossima ancora all'American Airlines Arena. Possiamo andare sul 3-1 e poi avere parecchi in match. Ball. Il Kuma ci prova. Non va, ma finisce qua 108 a 120. Il Kuma festeggia come un ragazzino. Prestazione maiuscola per l'asso. Mamma mia, cosa. Mamma mia, cosa. E Bosch? Ma va il Bosch all'intervista. Perché Bosch ha fatto tanti punti, però. Vediamo chi è l'MVP. Spero io, onestamente. Chi è? Fricchettone. MVP il Kuma. MVP il Kuma. Va bene, ciao. Ciao. Così andiamo a vedere anche come sta andando l'altra finale. Prosegui. Guarda, sono di un contento che ho dimostrato che anche a questo livello posso fare buone partite. L'anello è possibile, non è sicuro perché ecco, diciamo che con il livello precedente era sicuro perché era veramente tutto scontato. Oggi però ha fatto una prestazione sublime, oggi proprio ho asfaltato Cleveland. Ok, vai che ci siamo, vediamo il livello, non ho mai tagliato. Eccolo qua, Superstar. Quello dopo è Hall of Fame, che è l'ultimo, ma è improponibile. Hall of Fame, noi siamo a Superstar. Ok. Buono ragazzi, andiamo a vedere. Eccolo qua, i Clippers 2-1 su Oklahoma. I Clippers hanno perso la finale con Chicago l'anno scorso nella carriera comediana. Vabbè, un saluto del comedione veneziano. Miami può puntare all'anello. Ciao!